Rapporto tra fede e scienza, solo conflitto o si può trovare anche un punto di incontro? Ma si deve trovare un punto di incontro, c'è tutta la storia del passato a testimoniare come gli uomini abbiano sempre trovato un punto di incontro tra fede e scienza, naturalmente non senza traumi, non senza conflitti, non senza avvenimenti tragici come il rogo di Giordano Bruno o la Biura di Galilei, ma è decisivo che tra fede e scienza ci sia un confronto, è un dialogo. In una società sempre più individualista, dove il Dio adorato è il denaro, quale ruolo per un teologo? Il ruolo di un teologo è quello di fare il suo mestiere, cioè di esercitare il Logos in ordine al mistero del tutto che gli uomini hanno da sempre chiamato Dio, Theos, è questo il ruolo del teologo. E dall'altro è quello di richiamare, come lei accennava nella domanda, insomma, che come già dice il Vangelo non si vive di solo pane, non si vive di solo denaro, insomma, e questo è. Esercitare il Logos, esercitare la ragione e al contempo esercitare le ragioni del cuore che ti portano a non pensare solo agli interessi.